Sono freddon e in quello è il mio compleanno. Se qualcuno avrà pensato che mi sente immagonà perché quando sono leo su ne ciocca 92, proprio sbaglia, sì, la grossa. Per in pem sono dato una mossa come tutti gli altri dì. Staghi bene e giuri che il vagon telefonate io gradite, io gustate e ho risposto con allegria, malcontento che non sia mia, come sempre la gran festa. E lì stesso, però che presto, da dir grazie a tutti quanti, qui di fianco e qui davanti, per gli auguri che arriva, cari cambi, a volontà. Benvenuti nel mio studio, che mia moglie lo chiama il museo, perché qui c'è dentro un po' di tutto quello che ho fatto nella mia vita. Ci sono i souvenir dei viaggi che ho fatto intorno al mondo, dall'Australia all'America, al Polo Nord, la Cina, dappertutto. Le presenze che io ho fatto alle radio, 14 anni di radio, le presenze che ho fatto in diverse televisioni, anche televisioni nazionali, come Maurizio Costanzo, Gerry Scotti, Pippo Franco e tanti altri artisti conosciutissimi. Poi ho scritto parole per le canzoni, ho scattato 60.000 fotografie per i viaggi che ho fatto intorno al mondo. Io potrei qui star qui a raccontarvi tante di quelle cose fino a Natale dell'anno prossimo. Per esempio, io ho la passione di raccogliere anche i fossili. Ve ne faccio vedere uno solo. È un dente di megalodon. Pensate, era lungo 18 metri. E poi tante altre cose, i minerali, un sacco di cose che mi hanno regalato, le caricature e poi tutti i premi che ho ricevuto. Il Virgilio d'Oro dal comune di Mantova. Ho fatto mostre di pittura perché da giovane io dipingevo per ciappare una monetina. Adesso non dipingo più, ma faccio altre cose. Continuo a scrivere libri di poesie che sono già arrivato al 15° volume. Addirittura una ditta tedesca ha tradotto Il Piccolo Principe in 60 lingue diverse, di cui 15 dialetti. E fra questi 15 dialetti c'è anche il dialetto di Mantova, perché hanno dato a me l'incarico di tradurlo. Con tanta gioia io l'ho fatto volentieri. Poi cosa ho fatto? Ho fatto tante altre cose. Non sto lì ad elencarvi tutto perché altrimenti avven la barba. Naturalmente cosa succede? Che anche le lingue scompaiono e io ho scritto por dialetti. Tu sempre voli ben, da giuri chi, parani tu dropa per far capire, ma passa il tempo e mi ne accorgi già che i giovani di altre lingue gli imparano. E senza scrupoli, sì, la me parlava e la quasi che bella dismengava e presto la invierà pian piano l'ot a tendere le galline da Sorgot. Ecco, per chi è giovane, Sorgot era niente po' di meno che il custode del cimitero degli angeli. Comunque chiudiamo con questa prima uscita con voi, ma spero di ripeterla presto, augurandomi che la prossima volta ci sia la possibilità anche di parlare del virus già scomparso. A tutti, grazie, a tutti, buon anno nuovo.